Amici bellini, ci avviciniamo molto velocemente alla partita contro l'Inter, che è una partita spartiacque, che insomma veramente veramente importantissima, e ci fanno sapere che non ci sarà conferenza, quindi dobbiamo farle noi le domande ideali a Mazzarri. Cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto a Gianni Celent, che potrebbe essere celentano, quindi magari un mio omonimo, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, un ringraziamento a tutti quelli che hanno lasciato tantissimi like e tantissimi commenti all'analisi approfonditi. Io sono troppo prolisso, lo so, però quelli che hanno la pazienza e il tempo di ascoltarmi hanno capito bene, insomma, quello che era il mio punto di vista. Qualcuno ancora non benissimo, è successo anche a Paolo Del Genio, che per esempio aveva dato un voto alto a Meret e poi dopo nella spiegazione ha spiegato il perché, ha dovuto dire col cucchiaino vi dico che alla fine io metterei Gollini che sta in difficoltà a Meret. Aggiungo pure io un cucchiaino per quanto riguarda la situazione Mazzarri, perché molti dicono proprio non sopporti Mazzarri. È scorretto dire così, perché io non ho il tempo di rispondervi, ma vi leggo e vi rispondo con la viva voce. Quello che non ho sopportato è tutta la gestione, perché Garzia, ok, l'avevi sfiduciato, fallo fuori subito, così dai più tempo al nuovo, qualsiasi esso sia, adesso ci troviamo di fronte a tantissime difficoltà e come vi avevo detto, io le difficoltà le analizzerò, non le considererò nemmeno scuse, ma attenuanti, e le difficoltà che avrà Mazzarri contro l'Inter sono tantissime e andiamo a sviluppare quelli che sono i possibili dubbi che avrà Mazzarri. Non ci sarà conferenza, ci possiamo divertire a fare le domande qua sotto, domani rispondo io, perché ci siamo divertiti anche in passato con gli altri allenatori. Il Napoli ogni tanto fa così, può essere pure che il mister 2 linee di febbre c'aveva, insomma lasciamo perdere così. Peccato però, perché alcune domande ti possono far riflettere. Mazzarri non ci avrebbe detto la formazione di domani perché non vuole dare dei vantaggi a Inzaghi, però magari qualche domanda, se la fai bene, ti può far riflettere e puoi fare un ragionamento. Vabbè, andiamo per ordine, perché prima di tutto il report dell'allenamento. Vi sareste mai immaginato che senza Mario Rui siamo in grandissime difficoltà? Sì. Terapie per Olivera, ma Rui ha fatto terapie e allenamento personalizzato in palestra e in campo. Lindstrom ha svolto l'intera seduta in gruppo, quindi Lindstrom recuperato. Quello che è probabilmente la cosa principale è vedere, a parte i sorrisi, quelli che sappiamo sempre, Lindstrom, tutto a posto. Victor Sorrisi, c'è stato anche uno scambio social tra lui e Rudiger, insomma si è fatto scarico per chi ha giocato, coloro che non hanno giocato hanno svolto lavoro di scarico, ok, e quindi sappiamo che c'è Victor in prima pagina, quindi probabilmente questo non sarà un problema, e questi sono i dubbi secondo me in questo momento di Mazzarri, che andremo un attimo a sviluppare. Prima però, dato che la mia community è straordinaria, mi segnalavano questa cosa. Oggi c'è Allegri contro Palladino, sfizioso secondo me da vedere, anche come filosofie calcistiche, e mi facevano dare l'amico Enzo, che bellezza, se tu veramente basterebbe una community che ha un po' di tempo a disposizione, potremmo fare fuori tutto l'ambiente giornalistico e saremo più precisi noi. Magari il futuro è questo. Il futuro mi fa sapere anche Fabio Versatile che stanno ragionando sulle possibilità di espulsioni a tempo per le simulazioni. Magari esulto come uno scudetto, vi dico la verità, è la mia battaglia più grande. Dicono ad Allegri che partita serve con il Monza imbattuto in casa. Il Monza è anche l'unica squadra che l'anno scorso ci ha portato via 6 punti e a cui non abbiamo fatto un gol. Dobbiamo dare seguito a pareggio gol. Qualcuno glielo deve dire, qualcuno gli deve dire, ma veramente mister, con il Napoli avete perso 5-1 all'andata e 0-1 al ritorno, quindi anche loro, lui potrebbe risponderti però il gol gliel'abbiamo fatto, 6-1 complessivo, quindi vabbè. E poi l'amico Enzo stesso, mi ricordo che hanno perso anche con il Milan andata e ritorno senza fare gol, quindi qualcuno glielo ha ricordato, la scutuliata e insomma non lo so, ma andiamo con calma e pensiamo alle cose nostre, perché dobbiamo pensare alle cose nostre. Analisi tattica, e adesso parliamo anche dell'Inter. Perché? Perché l'Inter deve andare ancora meglio con ordine, con SofaScore, perché possesso palla il Napoli sempre migliore della Serie A, segnano assai l'Inter, segnano assai, 30 gol segnati, il Napoli secondo, subiscono pochissimi gol, sono onestamente solidi,
sono solidi e di queste 7 gol, tra l'altro, solo 2 sono con la sconfitta col Sassuolo, quindi veramente subiscono pochissimo. Quello che importa, secondo me, delle varie cose, big chance, Napoli e Inter appaiate, i pali, sempre il Napoli, sempre così. Come possesso palla abbiamo visto più Napoli, ma l'Inter è lì, quarta con 55, quindi la fanno anche la partita, se tu li aspetti la fanno. Passaggi precisi, Napoli davanti, Inter leggermente dietro. Palle lunghe, l'Inter le sfrutta di più e ne sono più precise, e soprattutto questo è il dato. I cross precisi, abbiamo Atalanta e Inter prime. Attenzione ai cross, perché anche con l'Atalanta, noi adesso dimentichiamo tutto quello che è successo in passato, cominciamo ad analizzare solamente Mazzarri. Anche con l'Atalanta quel gol che ti fa, che subisci, viene dal cross, un po' troppo libertà lì, e dobbiamo capire proprio la fascia sinistra. Ecco perché questi sono i dubbi che deve risolvere Mazzarri. Tiri in vantaggio il Napoli, tiri in porta in vantaggio il Napoli, e anche come dribbling in vantaggio il Napoli. I tackle stiamo là, il Napoli sembra così, gli intercetti, loro fanno più intercetti, quindi vuol dire che l'Inter è messa bene in campo se fanno gli intercetti a liberare l'area, la Juventus e Frosinone. I corner, sempre il Napoli in vantaggio, pure mi aspettavo più corner per l'Inter, invece il Napoli in vantaggio. I falli il Napoli non li fa, proprio non ce l'abbiamo proprio, e nemmeno l'Inter tantissimo, quindi perché hai più possesso e quindi non c'è nemmeno bisogno di farlo. Insomma, dobbiamo risolvere la situazione del terzino sinistro. Se è vero come è vero che possiamo risolvere la situazione attaccanti immaginando un Osimhen che possa partire da titolare, prima entra nel secondo tempo, poi si fa tutto il secondo tempo, adesso se vuoi aumentare ancora il minutaggio magari non se la può fare tutta la partita, quindi ci potrebbe essere l'idea, nella logica del recupero di Osimhen che parte titolare. Poi se vuoi cambiare la partita, se devi fare un gol puoi aggiungere Raspadori e puoi aggiungere Simeone, puoi togliere Osimhen e mettere Simeone che sarà sicuramente in fiducia, e aggiungere anche Raspadori, quindi averli tutti e tre significa avere più possibilità, e quindi molto bene. Immaginiamo di aver risolto questa cosa con Osimhen qua. Dubbio Zielinski-Elmas semplicemente perché la botta l'ha presa Zielinski, non sappiamo se fa male, lui aveva detto domani farà male, quindi non sappiamo se verrà recuperato completamente. Io dico, e adoro Zielinski, che probabilmente anche lui avrebbe bisogno di rifiatare un attimo, come lo diciamo per Di Lorenzo, perché sta un pochino in fase calante di prestazione rispetto a un inizio ottimo. Quindi ipotizzo Elmas giusto perché non sappiamo le condizioni di Zielinski. Non ho dubbi su Kvara, non ho dubbi su Politano, non ho dubbi su Anghissà, non ho dubbi su Lobotka, ho dubbi tantissimi in difesa. Tra Meret e Gollini bisogna fare un discorso filosofico, perché Mazzarri ha ribadito più volte che Meret è il titolare. Immaginiamo che in fase di contratto allora devi fare il 4-3-3, lo fai? Sì, benissimo. Devi far giocare Meret, perché può essere che essendo un pallino del presidente Meret Gollini è sempre il dualismo. Adesso è sulla cresta dell'onda l'argomento. Non credo che vedremo l'avvicendamento con Gollini in campo. Immagino si conserverà Meret titolare, sperando che possa fare una grande partita che lo riabiliti anche agli occhi più che dei tifosi, che i tifosi parlano sempre, agli occhi dei compagni. È importante, no? Una bella parata che salva il risultato. Dopodiché Di Lorenzo, Rachmani, Ostigard, Nathan, Juan Jesus, Zanoli, Zerbini, li ho messi tutti. Lascio anche Elmas perché in teoria potresti mettere anche Elmas terzino, ma non credo proprio. E questa è la situazione. Facciamo l'analisi di tutte le possibilità senza cambiare modulo, però, perché se passiamo a 3 e ci mettiamo a specchio rischiamo di fare un brutto impatto contro una squadra che è abituatissima a fare quel modulo, noi non tanto, quindi non mi sembra il momento. Il cambio di modulo non lo escludo a priori, anzi io ho detto Walter, se ti senti più sicuro per fare il gioco di riaggressione va bene anche cambiare modulo. Il principio è importante di essere aggressivi, e in questo caso io chiedo coraggio contro l'Inter, perché la partita proprio spartirà. Se fai risultato contro l'Inter sale l'entusiasmo di tutti, i ragazzi si prendono consapevolezza dei propri mezzi e ci dimentichiamo i 4 gol presi con il Real. Dai continuità alla vittoria con l'Atalanta, spaventi un pochino la Juventus per la prossima partita, insomma dai un bel segnale alla Roma e all'Atalanta che sono dietro, insomma sarebbe una cosa pazzesca. Se perdi è chiaro che
l'avevamo già salutato a livello matematico lo scudetto, però diventa più tosta per quelle che dietro ti possono recuperare punti. Non si può chiedere nemmeno un miracolo adesso a questo Napoli che comunque è incerottato, e capiamoci bene, perché la situazione adesso che abbiamo visto finora è con Nathan, Rrahmani, Juan Jesus e Di Lorenzo. Nathan non ha convinto perché troppo spazio, adesso si sta parlando anche di Nathan. Adesso state parlando un pochino anche del mercato che è stato un po' allegro da parte della società, perché hai messo Nathan che aveva cominciato anche bene, che però deve crescere, non può essere già pronto come Kim. Cajuste un po' morbido in quelle cose, è stato preso per fare Michanghissa, un po' morbido in quelle fasi, e Lindström è tutto da vedere, quindi non si boccia. Però se Nathan da centrale un po' troppo spazio, sappiamo che ha fatto il terzino nella sua vita, e se Juan Jesus che si adatta da terzino va bene come eventuale terzo, però da terzino non accompagna tanto, e ha lasciato anche un pochino troppo di spazio, troppo spazio per i cross, insomma così, probabilmente non convince. Allora una delle possibilità è semplicemente l'avvicendarsi dei due, si scambiano di posizione, Juan Jesus più esperto al centro, un pochino più coperto, e Nathan che magari può garantire un pochino più di spinta, sempre difensivo ma può garantire un po' di spinta. Juan Jesus non convince, benissimo, e allora si può fare così con Østigård. Voglio un difensore che invece di Rrahmani, che sta saltando poco, che sta un po' impiantato a terra, un Østigård titolare che è forte di testa. Sappiamo che Thuram e Lautaro non sono Osimhen di testa, ma sono molto forti, quindi attenzione anche agli inserimenti che faranno, perché i quinti, no? Un cross che arriva da Di Marco e Dumfries che arriva come un treno, dobbiamo stare molto molto attenti ai cross, perché è la loro specialità. Quindi l'idea Østigård non mi dispiace qui, anche in teoria al posto di Rrahmani con Juan Jesus, però lo so che Juan Jesus non convince, quindi questa è un'altra delle possibilità. Dopodiché, e vi dico subito che è chiaro ci puoi mettere Zerbin, ma io non credo che si affiderà a Zerbin, anche perché c'è anche il confronto con quello che è stato fatto e che non è andato bene, no? Quando Garcia mette Zerbin non convince, e Mazzarri non credo lo farà. C'è l'idea Zanoli. Ora, se tu addirittura, io vi dico una cosa che probabilmente non avverrà, però Rrahmani non lo togli, è il più esperto della linea, quindi è impossibile togliere. Ma come caratteristiche, Østigård Nathan con Zanoli qua è un gravissimo azzardo, lo so benissimo, però non mi è dispiaciuto. Se Nathan gli dici semplicemente non lasciare tutto quello spazio agli inserimenti, gli dai un pochino più di concentrazione, gli chiedi un po' di concentrazione, qua come colpi di testa non stiamo messi male. Però io dico Zanoli perché? Dico Zanoli perché devi fare un atto di coraggio, devi dare all'Inter almeno un problema, un'idea che tu verrai ad accompagnare le azioni di Kvara e non hai intenzione solamente di difenderti, perché secondo me altrimenti ci prendono a pallone. Puoi mettere Zanoli qui, perché nel finale del Real è stato fatto così e non è stato messo Di Lorenzo a sinistra. Si può pensare anche Di Lorenzo a sinistra e Zanoli un pochino più a suo agio sulla destra con il suo piede preferito. Di Lorenzo ovviamente si adatta perché ha più esperienza, quindi questa potrebbe essere una delle soluzioni. Evitiamo Zerbin, evitiamo Nathan Østigård, è una scelta da fare, quindi questa è la situazione. La mia preferita, non voglio perdere quello che di buono fa Di Lorenzo con Politano su quella fascia, e perché Di Marco comunque è un avversario importante, e mi vorrei giocare Zanoli lì sulla fascia, altrimenti se non gioca nemmeno in queste situazioni vuol dire che ancora una volta hai sbagliato l'approccio al mercato. Lo facevi partire, ti pigliavi uno più pronto, uno che ti fida di più, e in questo momento questa è la situazione. Se tu mi metti Zanoli là, è un azzardo, ma è un azzardo che io difenderei, perché almeno ti dà un'idea di coraggio. Siamo in casa, dobbiamo fare una partita gagliarda, dobbiamo dimostrare che abbiamo ancora questo sul petto e che l'Inter è fortissima, ma noi l'affrontiamo senza paura. Poi se l'affrontiamo senza paura, con la voglia di dire aggressione alta, io accetto anche un risultato non positivo, perché in questo momento più che il risultato mi serve capire che stiamo facendo le cose giuste in base alle caratteristiche del Napoli, dei giocatori del Napoli. Sappiamo che siamo molto bravi nella riaggressione se la facciamo tutti quanti insieme,
insieme siamo meno bravi ad attendere, perché poi se ti abbassi, lo abbiamo visto con tutti gli allenatori, se ti abbassi un pochino troppo qualcosa la concedi e l'Inter ti mette in grossa difficoltà. Questi sono i dubbi potenziali che ha Mazzarri, li possiamo risolvere nei commenti. Domani un po' di content ce l'abbiamo da dare, dovrei farvi vedere un amichevole di football perché comunque ha portato bene e quindi così vi devo fare ancora l'unboxing di tutta una serie di cose. State tuned, lasciate i vostri like come al solito, perché con una community fatta bene potremo anche allenarla. No, non si può allenare, serve un allenatore bravo, e noi prima di giudicare Mazzarri, non è Mazzarri che io sto giudicando la scelta di chi ha poi messo Mazzarri, prima Garcia e poi Mazzarri, e questo spero che sia chiaro una volta per tutte, perché è assurdo, sarebbe assurdo già dare un giudizio definitivo per uno che sì, lo conosciamo dell'epoca, ma adesso ci deve dimostrare se è cambiato o meno e se si trova a suo agio con un calcio che deve essere un calcio di attacco, di prendere il pallone, di fare così. Non lo abbiamo ancora visto completamente né con l'Atalanta né con Real Madrid. Ci sono dei segnali positivi che abbiamo dimostrato, vi ho fatto vedere le fellucce individuali un po' di tutti i giocatori, di conseguenza se più di così in italiano non mi posso esprimere. Possiamo fare anche un video in inglese se preferite, così capite di più il mio punto di vista su Walter Mazzarri. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, lasciate i like finali, i commenti di conferenza e domani facciamo tutto il resto delle cose, perché questa partita è spartiacque.